come no che non ti metto? Cioè, sei venuta da noi abbracciandoci, cioè, è bellissimo. Una follower, ragazzi, simpaticissima, ci ha fatto morire da ridere. Simpatici voi. Senti, grazie mille. No, grazie a voi. E buone camminate. Grazie a voi. Ciao ciao. Abbiamo percorso più di 100 km, non tanto per la bellissima Val Cimoliana, né tantomeno per il famosissimo campanile di Valmontanaia, ma per lui il buonissimo strudel di mele verticale che servono a Rifugio Pordenone e che vi consigliamo vivamente di provare. Ma siccome un video di noi che mangiamo dolci e beviamo birra non sarebbe stato interessante, abbiamo deciso di affrontare questi 1000 metri di dislivello per portarvi sull'anfiteatro più bello del Friuli e dopo aver letto le istruzioni d'uso e capito di chi si deve preoccupare della salvaguardia dell'ambiente che ci circonda, non ci resta che dire zaino in spalla e si parte. O sahiba, 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 o sahiba. Johnny John. O sahiba, 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 o sahiba. Johnny John. O sahiba. Johnny John. O sahiba, o sahiba, o sahiba, o sahiba. Questa è la canzone del coniglietto canterino che si alza presto al mattino, le sue orecchie i dispetti fanno e prima a destra e poi a sinistra vanno. Prendi le tue orecchie lunghe, tirale su e giù, salta più non posso e divertiti anche tu. Campanile di Valmontanaia, ci abbiamo messo degli anni per arrivare fino qua perché Cristina non mi voleva portare. Adesso lasciamo, come sempre, il sassolino del sorriso, chi lo trova lo porta su un'altra vetta e se vi fa piacere mandateci un video che noi poi lo pubblichiamo. Allora, ci abbiamo messo degli anni per arrivare su al campanile e abbiamo aspettato tanto, ma alla fine è andata benissimo, veramente molto bene. Giornata perfetta. Perfetta. Temperature. Fantastico tutto, e la salita su e la discesa lungo il ghiaione molto divertente. Io pensavo che fosse una roba noiosa, invece particolarmente divertente. Una volta arrivati su il panorama è incredibile, poi Cristina è rimasta giù al bivacco, io ho fatto la sella che ve la consiglio assolutamente, e tornati giù, fermati al Rifugio Pordenone, anche lì loro bravissimi, mangiato dolce eccezionale, e quindi un percorso assolutamente da fare, ma certo questo non dovevamo dirvelo noi perché noi siamo Trek in Friuli Venezia Giulia come sempre. Vi ringraziamo di essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale e zaino in spalla e alla prossima. Zaino in palla, siamo cotti, 2 giorni siamo cotti. Zaino in spalla e alla prossima. Ciao a tutti, grazie. Non vi perdete il prossimo video perché vi porteremo al lago Volaia e da lì a una cima a dir poco spettacolare. Ora vi lasciamo i dati tecnici del percorso, buone camminate a tutti e grazie ancora.